questa classe politica ha rubato molto di più della domenica in realtà, ha rubato il senso della famiglia, ha rubato l'intimità, la possibilità di rimanere insieme. Una crociata per dire no alle aperture festive e domenicali di negozi e grandi centri commerciali. Parte dal Veneto, dalla nostra regione, un appello chiaro per chiedere al mondo politico, soprattutto quello parlamentare, di creare un tavolo etico per ridiscutere l'articolo del decreto Salva Italia del 2011 che ha liberalizzato le giornate lavorative. Ora ognuno può decidere cosa fare. Le grandi catene spingono naturalmente per offrire un servizio 7 su 7 H24, ma questo sembra non convenire né economicamente né eticamente. Quella economica è dimostrato in maniera incontrovertibile che le aperture domenicali, così come sono fatte oggi, non portano né un aumento di PIL e di fatturato né un aumento dei posti di lavoro. L'altro elemento è un tema etico, abbiamo le famiglie che sono già in difficoltà, abbiamo pochissimi momenti di aggregazione dove ci può essere un momento relazionale fra i componenti della stessa famiglia, togliamo anche la domenica, francamente no, io non ne capisco l'utilità. Con il Natale alle porte il tema è diventato di strettissima attualità e la protesta dei dipendenti delle catene che hanno optato per le aperture sale. Pensare che il giorno di Natale ci siano delle commesse costrette a rimanere in negozio e non poter fare il pranzo di Natale con i propri figli o con i propri compagni, mariti, eccetera, o mariti con le mogli, io lo trovo aberrante. Da una parte siamo dell'idea che le feste vadano santificate, ci sono delle tradizioni che una persona ha il diritto di poter celebrare in famiglia, dall'altra però non si può negare il diritto al lavoro. Andrebbe quindi fatto un ragionamento su base volontaria, devono essere i diretti interessati, ovvero i dipendenti, a potersi esprimere.